lungo viale fiancheggiato da fabbriche. Fabbriche che curano il più prezioso prodotto del genere umano, la salute. Eccone una che fabbrica addirittura la sintesi della salute, il sorriso dei nostri bimbi. Un passo svelto e silenzioso apre la giornata. È Suor Gemma che scende al piano terra per adempiere alla sua prima cura quotidiana. Il munifico benefattore che ha donato questo istituto alla capitale ha voluto che la sala di attesa della visita dei bambini fosse piena di aria e di luce e allietata dal gioioso cinguettio di molti uccellini. Ottimisticamente fiducioso che la turbolente natura dei piccoli pazienti ne sarebbe stata ingentilita. Quasi inosservata, una infermiera preleva a gruppi i bimbi per guidarli alla prima tappa, la sala visita. È da qui che i pazienti vengono poi smistati verso i vari reparti dell'istituto a seconda delle affezioni che presentano. Ecco Gianni, un ragazzo timido dall'aspetto normale, ma alla visita rivela una carie diffusa. Mario invece presenta una dentatura sana. A conservargliela lo aiuteranno le norme raccolte per i bimbi in un apposito libretto. Attenzione, questo è Duccio. Capirete subito perché i genitori preferiscono non accompagnarlo in questi posti. Lieve deficienza di calcio, di qui passerà per controllo alla visita generale. Sguardo vago, irrequieto, sospettoso. È la prima volta che si presenta al dentista. I suoi denti sono irregolari ma saranno raddrizzati. Questa madre non vede l'utilità di una visita. Altro che denti, soffre di cuore il suo ragazzo. Vediamolo lo stesso, dice il medico. E scopre un'infezione dentaria che può essere proprio la origine della cardiopatia. Se gli avessi fatto curare i denti, il cuore non si sarebbe ammalato? Probabilmente, ma la parola definitiva aspetta all'esame di laboratorio. E l'esame di laboratorio conferma: i germi che inquinano il sangue e minano il cuore del ragazzo provengono dalla infezione del dente trascurato. Perciò, eliminato il dente colpevole, con una cura rigorosa, potrà essere ridata la vita ad un essere già condannato. Ecco un altro caso. Padre e figlia sembrano preoccupati e a disagio. La ragazza accusa disturbi alle gengive e un vago malessere generale. Ma alla fine l'espressione rassicurante del medico dissipa l'ansia dell'attesa. Nulla di grave. Il caso è tra quelli che spesso preannunciano nella donna il passaggio dalla adolescenza alla pubertà. Non è giorno di ansia oggi, ma di festa in casa del ragionier Bistolfi. Siamo nella sala della visita generale. Il piccolo paziente è già di nostra conoscenza. Il dottore conferma la diagnosi, prescrive la cura. Calcio inalazioni. E passa a un caso assai comune nei bambini e che costituisce l'assillo insolubile del 90% dei genitori. Queste benedette tonsille è meglio toglierle o lasciarle? Il medico ha deciso e almeno per questo caso la questione è risolta. Al reparto radiologico, come vedete, i ragazzi arrivano con una più fiduciosa spigliatezza perché sanno che si tratta solo di fotografie, anche se ancora non hanno nessuna idea della strana macchina fotografica. Giancarlo non è un originale, perché in fondo un incisivo spezzato è la conclusione più comune delle prodezze dei nostri ragazzi. Tuttavia,
non è senza una certa civetteria che lascia immortalare il suo mezzo dentino nella lastra, senza sapere che il suo caso qui non è raro, a giudicare almeno dal lavoro di una mattinata. Aerosol terapia. Già, ma qui non c'è né sole né aria. C'è un gran nebbione, come vedete. Un nebbione salutare però, fatto di vapori di penicillina che vengono inalati attraverso la bocca o le narici. In speciali cabine poi si fanno le inalazioni di calcio. Per più dettagliati particolari rivolgersi a Duccio. Dalla radiografia è emerso che le radici del dente fratturato sono intatte. Così Giancarlo è ora al reparto protesi, dove si provvederà a coprire il dente con una capsula di porcellana. L'impronta che qui viene eseguita servirà da base per modellare la capsula artificiale. Ma prima di recarci nel grande laboratorio dell'istituto, ci affacceremo a un altro ambiente non meno affollato di bimbi. Il reparto ortodonzia, dove vengono raddrizzati i denti storti attraverso congegni e apparecchi costruiti in laboratorio. Ed ecco il laboratorio. Vedremo ora in sintesi la realizzazione di un apparecchio raddrizzatore. Dall'impronta negativa in materia plastica si passa al modello in gesso. Quindi da questo si ricavano le impronte negative di 2 molari e da essi, per fusione, 2 denti di metallo e perfettamente uguali a quelli del bimbo. Sui modelli di metallo vengono forgiate 2 capsule in oro che rivestiranno perfettamente i 2 molari e funzioneranno da pilastri dell'apparecchio di raddrizzamento, costituito da un arco metallico e da piccole molle. Ecco il modello di una bocca deformata dal mascellare superiore sporgente. Malgrado il soggetto abbia superato l'età adatta, l'apparecchio correttivo ha fatto miracoli, non solo nel campo dell'estetica, ma anche nel campo dell'igiene, poiché una imperfetta masticazione è spesso causa di disturbi gastroenterici. Questo è un altro caso, mascellare inferiore sporgente. L'apparecchio ha esaurito il suo compito. Un'altra bocca potrà sorridere. Alcune forme di attesa. Timorosa rassegnata, sospettosa diffidente, incosciente. Ed ecco la grande sala detta conservativa. 40 medici sono all'opera contemporaneamente. 40 piccoli pazienti sono affidati alle loro cure. Conservativa, nella parola stessa c'è la spiegazione. Tutto ciò che qui si pratica tende verso un unico scopo: conservare il dente, cioè salvarlo. Un incidente stradale, uno dei tanti bimbi non sorvegliati. Frattura della mascella, l'intervento è urgente. Questa volta è la vita di un bimbo, non il sorriso, che debbono salvare. Un altro intervento, non grave questa volta, ma altrettanto urgente. Sono riuscito a quietare un bambino innervosito dall'attesa della visita. L'ultima speranza sta nel pizzetto, nel grosso monocolo e in una particolare abilità del dottore. Il reparto dei piccolissimi è questo, e non deve sembrare strano. I denti di latte vanno curati in tempo, poiché la loro precoce caduta potrebbe provocare irregolarità e danni alla dentizione permanente e precludere la gioia di un sorriso. La giornata si è chiusa. Le ultime luci del tramonto si perdono nella sala vuota e silenziosa. Gli uccellini tacciono come se avessero esaurito il loro compito. Ecco Sforgem, cura della sua giornata. È venuta a difendere il meritato riposo dei piccoli esseri che contribuiscono anch'essi al dono di un sorriso.